forme di nuova prevenzione che si cominciano a sviluppare principalmente in altri paesi europei, nei contesti europei all'inizio degli anni 90, e che proprio perché devono prendere le distanze dalla prevenzione classica, cioè quella che caratterizza il diritto penale, innanzitutto devono fare ricorso, devono consistere in strumenti che sono estranei rispetto al diritto penale, estranei al sistema penale. E in questo probabilmente tanto è stato fatto, se vogliamo vedere anche la realtà italiana, come realizzeremo tra poco. Il secondo aspetto che caratterizza la nuova prevenzione è che devono essere coinvolti soggetti istituzionali, non necessariamente istituzionali, diversi da quelle che vengono definite le agenzie del controllo penale, cioè dalla polizia, alla magistratura e poi ovviamente alle istituzioni penitenziarie. Si deve quindi nella tutela della sicurezza, per garantire la sicurezza devono essere coinvolti anche degli attori diversi da quelli istituzionali. L'altro aspetto che discende da quello che dicevamo prima del ruolo delle vittime è che queste, le politiche, le forme di prevenzione devono anche guardare alle vittime reali o potenziali, diciamo, di un atto di devianza, perché non parliamo necessariamente di reati, altrimenti saremmo pur nell'ambito del diritto penale e della sicurezza pubblica. E poi la nuova prevenzione appunto fa come dire, attribuisce rilevanza alle cosiddette inciviltà. Sono probabilmente le inciviltà in degrado e disordine urbano l'oggetto principale delle forme di prevenzione a tutela della sicurezza urbana. Molto brevemente vediamo questi quattro elementi, perché il punto, lo dico subito, qual è diciamo, il punto d'arrivo di questa discussione stamattina, è quello di capire, alla luce poi del decreto MITI che andremo ad analizzare, capire quali sono le forme di prevenzione che nel decreto vengono delineate, quali sono o se sono identificabili le forme di prevenzione a tutela della sicurezza urbana che nel decreto possiamo individuare. Primo aspetto che dicevo, l'estraneità del diritto penale. La nuova prevenzione deve comprendere strumenti diversi dal diritto penale, diversi quindi dalla sanzione classica, e soprattutto qui il concetto del degrado deve fare riferimento a comportamenti e condotte, siano essi o meno considerati punibili dalla legge penale. Si diceva prima, la sicurezza urbana non è sicurezza pubblica, però non si pone nei confronti della sicurezza pubblica in un rapporto quasi di inferiorità ma di specialità. In questo consiste la specialità della sicurezza urbana, ha ad oggetto delle condotte che definiremmo devianti nel senso che deviano rispetto al normale ordine, ma non sono criminali, ma non sono dei reati, quindi condotte che non sono già punite dalla legge penale. Il problema che vedremo invece anche dopo il decreto MITI sussiste duplicazione di norme, cioè condotte che sono già punite dal diritto penale, o la difficoltà di definire dei confini di questo nuovo diritto amministrativo punitivo che non vadano ad invadere il campo del diritto penale. Questa però è la caratteristica che deve avere una nuova prevenzione, devono avere le nuove forme di prevenzione. Soprattutto si dice si supera con la nuova prevenzione la classica, diciamo, modalità di tutela della sicurezza pubblica, che è la commissione di un reato, si chiama la polizia interviene dopo che il reato è stato commesso. Se di prevenzione invece si deve parlare, cioè prevenzione in senso proprio, evitare che venga una condotta, si tenga una condotta, allora la prevenzione deve essere una forma di prevenzione proattiva, cioè i soggetti coinvolti devono riuscire ad intervenire, o meglio, devono riuscire a modificare quelle condizioni, quelle situazioni, in senso lato, diciamo, quelle situazioni che possono spingere alla commissione di un atto deviante, devono intervenire prima, devono fare prevenzione in senso proprio, e anche questo, come vedremo, è un problema di non poco conto nel momento in cui devono essere poi individuati quali sono gli strumenti perché questa prevenzione diretta, questa prevenzione proattiva possa essere effettuata.